C'era una volta, in un piccolo villaggio chiamato Poitiers, un giovane di nome Giancarlo Cornei. Fin da bambino, Giancarlo sentiva una voce dentro di sé che lo chiamava a qualcosa di grande. Crescendo, questo richiamo diventò sempre più forte e, seguendo il suo cuore, decise di dedicare la sua vita agli altri. Entrò nella Società delle Missioni Estere di Parigi, dove fu ordinato sacerdote. Un giorno Giancarlo ricevette la notizia che sarebbe stato inviato in una terra lontana, il Vietnam, per portare conforto e speranza a chi ne aveva bisogno. Con coraggio e determinazione partì senza esitazioni, sapendo che il suo cammino sarebbe stato difficile ma anche pieno di significato. Arrivato in Vietnam, Giancarlo iniziò a lavorare con il cuore aperto, coltivando la terra e aiutando chiunque incontrasse. Ma i tempi erano duri. L'imperatore Minh Mang aveva ordinato l'arresto di tutti i sacerdoti e ben presto anche Giancarlo fu catturato. Le autorità lo accusarono ingiustamente di tradimento, sostenendo che avesse nascosto delle armi nel terreno che coltivava con tanto amore. Giancarlo fu rinchiuso in una serie di gabbie di bambù, una tortura crudele e dolorosa. Nonostante la sofferenza, il giovane non perse mai la sua fede e la sua dignità. I suoi persecutori, affascinati dalla sua voce melodiosa, lo obbligarono a cantare per loro. E così, nelle notti buie e silenziose, la voce di Giancarlo risuonava come un canto di speranza, toccando il cuore di chiunque lo ascoltasse. Ma la sua bontà e il suo coraggio non bastarono a salvarlo. Il Tribunale Supremo lo condannò a morte. Giancarlo, con il cuore pieno di fede, accettò il suo destino con serenità. Il giorno della sua esecuzione, il 20 settembre, il giovane camminò verso la morte con passo deciso. Fu decapitato, ma la sua anima volò in alto, libera e luminosa come mai prima. Il suo corpo fu fatto a pezzi e la sua testa, dopo essere stata esposta per 3 giorni, fu gettata nel fiume. Ma la memoria di Giancarlo Cornei non fu mai dimenticata. La sua vita, il suo sacrificio e il suo coraggio continuarono a vivere nei cuori di chi lo aveva conosciuto. Molti anni dopo, il suo spirito fu onorato come meritava. Giancarlo fu canonizzato da Papa Giovanni Paolo II, diventando uno dei 117 martiri del Vietnam. La sua storia, piena di dolore ma anche di speranza, continua a ispirare chiunque la ascolti. Giancarlo Cornei è un simbolo di fede incrollabile e di amore eterno, un faro di luce in un mondo spesso oscuro. E così la sua leggenda vive ancora oggi, ricordandoci che anche nei momenti più bui c'è sempre spazio per la speranza e la bontà. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.